Si va con la terza corsa dall'Arcoveggio, ancora cavalli di 3 anni, questa volta sul miglio e con un campo decisamente meno folto, solo 6 sono dietro le ali dell'autostart, 1 Galacticon, 2 Gursulo Jet, 3 Gulliver K, 4 Godì dei Veltri, 5 Godì Trio, 6 Girl Fashion. I favori sono per Godì dei Veltri, numero 4 Manuel Pistone. La principale alternativa Galacticon numero 1. In partenza l'errore di Godì dei Veltri mentre si lancia in Numero avanti 4 Gaudì dei Veltri, Gursulo Jet nei squalificato. confronti di Gulliver K e Galacticon. Più indietro Godì Trio e Girl Fashion. Tutti in fila indiana dopo i primi 200 metri di gara con il favorito Out. 15,9 per i 200 metri con Gursulo Jet in vantaggio, lo scatto di Galacticon che va all'esterno all'attacco dopo 300 metri di gara, i due prendono qualcosa di vantaggio a Gulliver K che rimane comunque in corda e Galacticon attacca dopo il quarto iniziale in 31, insiste nella sua offensiva, si avvantaggia di mezzo cavallo. Vedremo se Gursulo Jet replicherà ancora. Cerca di mantenere il vantaggio della corda, infatti Gursulo Jet, poi insiste nuovamente Galacticon al passaggio davanti alle tribune, ne scaturiscono 600 metri in 45,9 con un parziale svelto in 14,9 e 800 in 1 minuto e 8 decimi con un 14,9 davanti alle tribune. Quindi secondo quarto molto più svelto in 29,8 e ora cercano di riavvicinarsi anche gli altri con la mossa esterna da parte di Girl Fashion, mentre prova a serrare sotto Gulliver K, chilometro che se n'è andato in 1,16,7. Insiste Galacticon, attacca Gursulo Jet che si difende ancora a 400 dall'arrivo, i due perfettamente apparigliati con Galacticon che sembra mettere qualcosa davanti all'avversario, l'errore intanto di Gulliver K, gli altri sono Numero più dietro, 3, è passato Gulliver Galacticon a K, 300 dalla squalificato. conclusione di forza su Gursulo Jet che ha tentato l'estrema difesa ma Galacticon è passato e in retta d'arrivo aumenta il proprio margine su Gursulo Jet che è l'unico inseguitore. Vittoria nettissima per Galacticon che ritorna così al successo e secondo posto per un comunque valido Gursulo Jet. Al terzo finisce Godì Trio 1,16 netto con 33 a chiudere, ma vittoria di forza per Galacticon e Vincenzo Luongo che è scattato già ai 600 iniziali per attaccare con decisione Gursulo Jet e averne ragione in arrivo per controllare poi fin sul traguardo e vincere nettamente. La vittoria dunque per Galacticon, Vincenzo Luongo in seduolo per conto della società allevamento di Klaus Hollmann e per la scuderia Maidem 92.